Secchiate di letame davanti all'ingresso, scritte con vernice nera sui muri. Il blitz in tarda mattinata al municipio di Anguillara Veneta, il comune padovano che lunedì conferirà la cittadinanza onoraria al presidente del Brasile Jair Bolsonaro. 5 persone incappucciate vestite con delle tute bianche hanno imbrattato la sede del comune scrivendo "Fora Bolsonaro". L'azione è stata rivendicata sui social network dal gruppo antagonista Rise Up for Climate Justice. La figura di Bolsonaro rappresenta perfettamente il modello capitalista, predatorio, distruttivo e colonialista contro cui lottiamo, uno dei grandi potenti della terra, negazionista della crisi climatica e responsabile di aver distrutto 8.500 km² di foresta amazzonica, si legge nella nota con cui il gruppo rivendica il blitz contro il comune di Anguillara. Cresce la tensione in vista dell'arrivo in Veneto di Bolsonaro, giunto in queste ore a Roma per partecipare al G20, blindata anche Padova, città che il presidente brasiliano vuole visitare andando alla Basilica di Sant'Antonio. Imponente il dispositivo di sicurezza pensato da questura e prefettura. Abbiamo previsto quindi un servizio ravvicinato che integra quello di cui lui dispone naturalmente come Presidente di uno Stato e quindi questo lo faremo con i Carabinieri, con la Digos, insomma un servizio ravvicinato alla sua persona in tutti gli spostamenti. Sono previsti dei servizi poi di ordine pubblico vero e proprio per contrastare eventuali iniziative di protesta, eventuali gruppi che intendessero avvicinarsi agli obiettivi presso i quali si trova il Presidente, e poi c'è tutta una serie di attività che sono informative, che sono già partite, e ci sono attività specialistiche appunto degli antiterroristi. Gli uomini delle forze dell'ordine saranno presenti ad Anguillara, dove in mattinata è previsto un sit-in pacifico dei consiglieri comunali di opposizione, di ANPI, sindacati e PD. Massima allerta invece nel primo pomeriggio, sempre di lunedì, in Prato della Valle, dove si riuniranno centri sociali e forze di sinistra per contestare l'arrivo di Bolsonaro in città. Auguro che ci si limiti a manifestare il proprio pensiero di contrarietà alla visita del Presidente, ma non si degeneri in alcun modo, ma sono fiducioso in tal senso.